A penalty ospitiamo il giornalista Franco Anastasi. Ciao Franco, ben trovato. Ciao Ettore, ben trovato anche a te, grazie per l'invito. Da dove iniziamo? Perché come al solito quando devo fare un'intervista a Franco Anastasi non so da che parte iniziare. Vogliamo parlare di dirigenza sportiva e lui è preparato. Vogliamo parlare dei campionati dilettantistici siciliani ed è super preparato. Vogliamo parlare di qualsiasi giocatore, li conosce tutti gli allenatori. In poche parole... Non parliamo di niente. Non parliamo di nulla, no, sto scherzando. Invece iniziamo a parlare intanto di questa Serie D dove il Palermo sappiamo benissimo fa un campionato quasi a sé, il Savoia sta cercando di contrastarlo, ma probabilmente i giochi sono già fatti da parecchio tempo. Chi ti ha sorpreso? A parte secondo me l'FC Messina, La squadra che mi ha sorpreso maggiormente è sicuramente il Troina. il Troina. Il Troina. Nessuno gli dava punti. Nessuno gli dava punti perché è una squadra giovanissima, totalmente rinnovata, con Davide Boncore che ha dimostrato di saperci fare, perché arrivato a questo punto. Sono i numeri che parlano dalla sua. Certo, perché naturalmente tutti lo davano per retrocesso o quasi. Invece, Società in smantellamento anche addirittura, erano forse- arrivate anche queste voci. Sembrava, poi invece no, le cose si sono sistemate in una certa maniera, magari non come prima, ai tempi di Pagana, però insomma le cose all'interno sono andate in una certa maniera, non benissimo Non benissimo. dal punto di vista societario. Città di Aciliana invece che potrebbe sulla carta essere quasi una mezza delusione? Quasi una Assolutamente mezza, no, ma non credo però. assolutamente no, la Cireale non è affatto una delusione, anzi Qualche punto perso per per quello che stanno penalizzazione? facendo, per quello che stanno, no, i punti persi per penalizzazione sono tanti, sono 4 Infatti, e in più se consideriamo un errore fatto dalla dirigenza che hanno fatto giocare all'inizio un giocatore squalificato, sì, i punti di persi sono diventati 7 certo. e con questi 7 punti sarebbe stata la Cireale sicuramente a livello della FC Messina, Certo. tanto per intenderci, quindi terzo o Quindi non quarto una posto. stagione giustamente fallimentare, una stagione un po' Ma, no, strana ma forse. perché fallimentare? No, no, assolutamente, tutto al Perché contrario. la Serie D noi diciamo è fallimentare nel momento in cui non lo vinci il campionato. Però purtroppo fino a quando non metteranno No, dentro il no, progetto il dei discorso- playoff veri, chiaramente poi dopo diventa quasi un terrallotto sperare di arrivare in Serie C No, con ma i giustamente playoff. i playoff non servono a nulla, però per quelle società tipo FC Messina che in ogni caso playoff perdenti o vincenti presenteranno domanda di Hanno ripescaggio, qualche chance in più. hanno i documenti, hanno tutto per ottenere il ripescaggio. Anche Quindi se a parità sarà la CR Messina che sulla carta è più storica, no? Rispetto all'FC. sì, questo è vero, ma siccome vale dal punto di vista abitanti, vale sia per l'uno che per Certo. l'altro, come organizzazione vale uno per l'altro, quindi siccome la FC Messina sta facendo un campionato di livello Sì, rispetto alla potrebbe CR Messina che è veramente una stagione non deludente, di più, super anzi deludente. ora è Molti arrivato tifosi addirittura sono passati proprio transitati. all'FC, cioè Sì, che ha del sì, 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 pazzesco. sì. No, il discorso ora con Andrea pensa bene che domenica scorsa hanno vinto contro il Licata, magari non meritando al 100%, però ha cominciato diciamo una certa ripresa. Hai tirato in balla il Licata, che io particolarmente adoro perché giocano veramente bene i ragazzi di Campanella. Li ho visti giocare, mi piace il modo con cui affrontano ogni avversario a viso aperto. Palermo, insomma, docet, no? Sì, non solo quello, perché sì, in effetti il Licata ha tutta la grinta di Giovanni È Campanella, vero. quindi partiamo da questo presupposto. E poi c'ha anche i giocatori di un certo peso, di un certo livello, anche se qualcuno è troppo giovane, però era tutto calcolato, quindi quello, secondo me il Licata sta facendo il campionato che voleva, cioè una salvezza tranquilla, Beh, stanno quasi lottando per sopra. i playoff, no? Esatto, quindi potrebbero ancora
entrare nei playoff, ammesso che si vedrà se questo campionato come riprenderà, quando riprenderà e se riprenderà. È Quindi, vero, insomma, è vero. diciamo, Beh, la delusione potrebbe essere in fondo un po' il Marsala, no? Che in questo girone sta sicuramente. soffrendo parecchio. Sicuramente perché non c'è chiarezza all'interno della società, il presidente che una settimana sì e una settimana anche vuole abbandonare, vuole lasciare, insomma, anzi Terranova ha avuto il coraggio di accettare questo incarico e sarà difficile, però Rinunciando ad una piazza come Canicattì. Sappiamo benissimo quali sono invece i progetti a seguire del Canicattì, no? Cioè Terranova ha fatto proprio una scelta di vita, probabilmente. sì, la Canicattì, il discorso, mischiando un po' le carte, è diverso perché il Canicattì il campionato lo doveva vincere la stagione precedente, Sì. quando il Licata ha ostruito in maniera Sì, totale la tutto. strada del Canicattì e quindi ha vinto alla grande il campionato. Ora ha accettato questa sfida ed è veramente una sfida, una scommessa. Vedremo. Come si evolverà non si sa. La sfida vincente però in questo momento secondo me positiva è quella del Marina di Ragusa, no? Utro e compagnia comunque i punti li fanno in Serie D, certo con grande sofferenza, però secondo me con buone chance addirittura di evitare i play-out, anche Sì. se insomma Ora i c'è punti anche la sono... possibilità. C'è lo anche- scontro anche diretto tra poco col Castrovilla, cioè, insomma sono in corsa e per una neopromossa Ma sì, sono in corsa, inizialmente hanno avuto qualche problema probabilmente di ambientamento, che però ci può anche stare. c'è una società organizzata, organizzata molto bene. L'allenatore è veramente in gamba e l'ha dimostrato, Lo ha con dimostrato. con i fatti, quindi con i numeri, e stiamo parlando di campionato vinto, di Coppa Italia, insomma. Sì. E Utro, secondo me, riuscirà, se non a salvarsi direttamente, Con quantomeno i play-out. piazzandosi Nella in classifica posizione più alta per migliore, i in posizione play-out. migliore nei play-out. Questo fatto però che Marina di Ragusa comunque ha dimostrato sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista tecnico di saperci stare in Serie D potrebbe essere un fattore negativo per il Ragusa in eccellenza, dove insomma la presenza di D'Amico è un po' incerta, quindi il futuro di Ragusa potrebbe essere effettivamente un punto interrogativo? Cioè i tifosi di Ragusa potrebbero veramente innamorarsi a questo punto del Marina di Ragusa? Questo non lo so sinceramente, però una cosa è certa, il Ragusa fino a quando le cose sono andate in una certa maniera, cioè verso la strada dritta, è andata benissimo, il Ragusa è andato benissimo, tant'è vero che ha vinto le prime 7 partite consecutive, Sì. però poi quando vengono a mancare le forze economiche e non solo, allora si Tutto comincia viene a galla. cominciano i veri problemi. Io D'Amico è un appassionato, un passionale, però forse le forze economiche o non trova partner, sponsor, perché a un certo punto affrontare un campionato di alto livello con una squadra tutto sommato abbastanza giovane, perché Sì. l'allenatore è giovane, Settinelli giovane e anche voglioso di fare risultati, tra l'altro. non solo perché era per un periodo di tempo è rimasto fuori, è rimasto alla finestra, come si dice, invece ora non solo è tornato anche è tornato molto bene. C'è ora Francesca Grigorio che sta come direttore generale, Sì. che sta cercando di dare una mano, E ma ci piace il fatto che anche le donne, insomma, stanno pian pianino Come no? cercando di entrare nel mondo, no? Dopo la Marletta, a C'è Siracusa. Infatti, adesso questo ruolo Simona Siracusa, a Ragusa, Francesca ricoperto da una donna, fa Ragusa. piacere. Certo, ora il discorso è riuscirà il Ragusa insomma a Intanto a farcela. sopravvivere, perché poi Questo- dopo parliamo anche di que- sopravvivenza questo proprio è- di categoria. Questo è il punto. Siccome il Marina di Ragusa, che è una piccola realtà, Sì. volendo, e sta facendo la Serie D, tutto sommato non male, Non male. quindi come si evolverà la situazione a Ragusa città, tra il Marina di Ragusa, che non è non vive a Marina di Ragusa,
ma a Ragusa, giocano a Ragusa, quindi sì, infatti. bisogna vedere là Sarà un come... punto interrogativo che scopriremo soltanto proprio alla fine della stagione, quando sapremo poi alla fine la classifica finale di questo Esatto. Marina di Ragusa e del Ragusa. Ritornando a parlare dell'eccellenza, nel girone A abbiamo il Dattilo che si è riproposto prepotentemente anche per questa stagione, con il Canicattì di nuovo ad inseguire. Finirà come gli anni passati? No, finirà con la vittoria anticipata nettamente del Dattilo, che è un grande squadrone, veramente fatto di giocatori molto bravi. E poi Chianetta, l'allenatore, È vincente. è uno che vince e quindi... Quando si vince Quando si è bisogna abituato portare a grande vincere... rispetto. No, quando si vince si è abituato a vincere, si lotta sempre per vincere, quindi diventa una mentalità adatta per questi campionati. Certo. E per questo campionato sicuramente il Dattilo non avrà problemi. Quindi il Canicattì sulla Anche se il carta... Canicattì il problema ce l'ha avuto l'Acragas. Sì, Toto Vullo si è Si è dimesso dimesso. ed è il secondo allenatore. sì. Quindi ora è arrivato Gaetano Longo, che è uno che di esperienza ne ha da vendere. Soprattutto nell'Agrigentino. Esatto, ma lui è di Taormina. Sì, sì, infatti, però ha avuto È una vita che grande ha, forza in è una vita che ha a Favara. in quella provincia. Sì. E quindi l'Acragas si può dire veramente che è una stagione deludente, Certo, perché dice Gaetano Longo tenderà di lottare per il secondo posto, però credo che sia difficile il secondo posto toglierlo in al questo momento al Canicattì, Canicattì. dove un tecnico veramente preparato, modesto. Tra l'altro nella Però- classifica finale con buone possibilità anche addirittura che sia la San Cataldese che il Geraci che possano anche rimanere fuori, no? Cioè sono i famosi 10 punti Sì, perché se fattibili. arrivato a questo punto ancora siamo Ancora siamo proprio nei margini. ai margini, ai limiti. Quindi a questo punto una San Cataldese che potrebbe tentare di salvare la stagione, no? Dopo il fallimento della finale di Coppa, un campionato da retrocessa e quindi con la forza di una Serie D alle spalle, eppure le difficoltà ci sono state in questo girone E A. ha avuto troppe difficoltà nel senso di segnare gol, perché ha pareggiato un'infinità di partite. E poi alla fine li Quindi, paghi. e poi il pareggio è una mezza sconfitta Certo. con i 3 punti. Quindi, però tutto sommato Sebi Catania ha fatto bene, insomma, Beh, ha resettato un ambiente intanto, E- dalla delusione della Serie D, però quantomeno. se riuscisse a fare i playoff È un miracolo. si vedrà, perché poi c'è sul piano tecnico Canicattì e San Cataldese c'è anche una certa differenza sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo della conduzione È vero, tecnica. è vero, è vero, è Vabbè, vero. comunque. Nel girone B invece a questo punto sappiamo benissimo che il campionato del Paternò Il girone è B, perfetto, il è Paternò, perfetto. il Paternò ha fatto una grande stagione. Ha tutto il Paternò, una grande società organizzatissima, un presidente serio, uno che è appassionato, che ha le possibilità. E che sta al posto suo nel momento giusto. Esatto, poi c'è l'allenatore, anche se per un periodo iniziale di tempo era Pippo Strano, e con l'avvento però di Gaetano Catalano Sì, i risultati sono stati Continui. strepitosi, È strepitosi direi. Quindi poi sì, ci sono stati 2 pareggi. vabbè, Può lascia il su- tempo che trova il può pareggio in questo momento. può succedere, però il campionato secondo me potrebbe vincerlo. Anche se però c'è ancora lo c'è scontro lo diretto, scontro diretto a scontro a Sant'Agata. Sant'Agata di Militello. E Sant'Agata ha una squadra di altissimo livello che Assolutamente, può assolutamente. fare così com'è la Serie D, e anche l'allenatore. Cioè arrivare a 4 punti allo scontro probabilmente può servire, ma se arriva a 3 punti è tutta un'altra partita. Può servire sempre, però quando una squadra poi è obbligata a fare risultato o addirittura a vincere, e poi viene l'ansia, viene il timore, insomma, però insomma, arrivato a questo punto le cose stanno andando così.
si Onore vedrà. al Sant'Agata, certo, Sì, chiaro anche. onore a Sant'Agata, ma sì, perché non ha mai mollato. È successo una volta che ha pareggiato anche, Sì, aveva pareggiato il Paternò e ha pareggiato anche il sì, sì, Sant'Agata. è vero. Per cui, insomma, diciamo Beh, un che girone B interessante molto comunque, con la interessante, delusione sì. un po' Sport Club Palazzolo però, No, perché Palazzolo è avrebbe stato potuto fare qualcosa di Palazzolo è più. stata una delusione totale. Primo perché aveva allestito una squadra di altissimo livello, però ha voluto Cutrufo affidarlo a un tecnico abituato con le giovanili o comunque con un settore giovanile non sempre all'altezza per giunta. E poi in Per- eccellenza le paghi queste e cose, queste poi, scelte. poi è stato costretto a cambiare, però insomma gli ultimi due risultati, una sconfitta e un pareggio in casa, li ha pagati, Hanno ormai è pregiudicato totalmente. il cammino. Potrebbe non entrare nemmeno nei playoff. Infatti. E per chiudere voglio parlare del Giarre però, che ha vinto la Coppa, purtroppo eliminato al primo turno, però è un Giarre che potrebbe sulla carta ancora tentare di agganciare i playoff e poi sappiamo benissimo che comunque i playoff sono sempre un terno all'otto, anche da quinta incomoda puoi tentare di vincerli. Sì, è successo, no? È successo che in passato qualche volta che la squadra classificata peggio nella griglia dei playoff poi magari risulta vincente, però Il tasso hai detto tecnico? benissimo, è un punto interrogativo grandissimo, insomma, un terno all'otto. Un tasso tecnico che comunque è di qualità, no? Cioè Abate quest'anno è esploso con tanti gol. L'anno scorso era capocannoniere Sì, è nere, stato già campione, ma quest'anno ancora di più perché è stato quest'anno un vero e ancora. proprio trascinatore, ma con una società che comunque anche dal punto di vista Ma organizzativo, non è soltanto eh, Abate, perché sì, Pettinato, certo, pettinato su tutti. Viglianisi, Sì, cioè sì, sì, stiamo sì, parlando sì. di No, io parlo di Abate perché poi alla fine in questo momento è quello che Arena. concretizza di più la mole di gioco È straordinaria vero, ma della squadra. praticamente è un gruppo forte, tipo Leotta Sì, pure. per chiudere, tu sei stata una firma storica del quotidiano La Sicilia per quanto riguarda il calcio dilettantistico. Ti manca quella tipologia di calcio, raccontarlo in quella maniera? Oppure ti piace e sei molto attivo in questo momento invece raccontarlo attraverso la rete, attraverso la tua pagina Facebook che è seguitissima perché comunque continui a raccontare quel calcio in maniera molto limpida e in questo caso sempre molto chiara? Devo Ti dire manca se... quella oppure la rete ti No, piace? non mi manca perché non mi trovavo più a mio agio alla Sicilia per troppi motivi, per cui l'ambiente era cambiato. Preferisco sinceramente lasciare perdere perché il mio lavoro era quello che mi è sempre piaciuto, non ho voluto fare altro, non ho voluto fare i professionisti, ho fatto sempre il calcio dilettantistico, la Serie D, l'eccellenza, la Beh, l'hai saputo promozione. raccontare in maniera limpida, sempre. Siccome diciamo che sono stato molto seguito, Ma lo sei tuttora, devo dire anche apprezzato per quello che è il mio modo di ragionare, il mio modo di vedere le cose, di non nascondere nulla. Certo. E quindi ho continuato facendo le prove, parlando su Facebook, E ti sei sul accorto web e mi sono accorto che che i sono numeri erano dalla tua. altrettanto, anche perché praticamente non scrivo soltanto sulla mia pagina che per inciso si chiama Franco Giornalista Anastasi, Sì? ma sul Processo del Sì, lunedì, sì, sì, sappiamo. il giornalista Rupalluni, tutto il calcio siciliano, Calciolandia, Sì, perché sì, sì. l'interessato maggiore di Calciolandia mi ha proposto di passarlo anche a lui, di passarli anche a lui i pezzi e quindi i miei pezzi vanno anche sul Calciolandia e poi c'ha tante altre pagine, Quando ad c'è... Agrigento Eh, dove c'è Carmelo ma Lentini. quando c'è l'onestà così intellettuale nel raccontare il calcio come lo hai sempre fatto tu, io credo che si possa raggiungere tutti in maniera semplice, lineare e soprattutto si è capiti e guarda, sono sicuro che molti ti capiscono quando parli perché E li racconti sempre in maniera così schietta, così semplice,
che a me personalmente è sempre piaciuta, perché la verità Ti comunque è ringrazio. fondamentale. E ripeto, le mie interviste che ormai si sono Anche i tuoi racchiuse pronostici, no, del giorno prima. soltanto i pronostici, sono sempre diciamo, richiesti, anche se nessuno si permette insomma, Certo. di chiedermelo, perché sanno che io non faccio, Sappiamo. no, non faccio interviste su richiesta. È vero. Quindi diciamo che io cerco di mantenermi sul pezzo, nel senso che la partita clou o la faccio discutere dai diretti interessati oppure da terzi che Certo, comunque sono nel mondo. sanno di che cosa stiamo parlando. È vero. E quindi sono contento. Allora, aspettando che il calcio ritorni in campo, perché è la cosa che poi alla fine ci piace di più, io voglio ringraziarti e dirti che il tuo intervento, come al solito, all'interno della nostra trasmissione rimane sempre un punto che fa opinione, e tu sei una persona che fa opinione, quindi ci fa doppiamente Ti piacere averti ringrazio, Ettore, è ospite. molto gentile. Veramente ti ringrazio di cuore. Grazie, grazie a Franco Anastasi. Amici, ciao a tutti da Amadeus. Ovviamente tutti noi abbiamo la massima attenzione a qualsiasi notizia che riguardi il coronavirus. Allora è fondamentale osservare insieme alcune semplicissime regole, come quello di lavarsi le mani spesso, non toccarsi mai gli occhi, naso e bocca con le mani. E se dobbiamo starnutire e non abbiamo un fazzoletto monouso, facciamolo sulla piega del gomito. E altre regole molto semplici che trovate sul sito del Ministero della Salute. Aiutiamoci l'un con l'altro. Insieme ce la facciamo. Oggi a Penalty ospitiamo il direttore sportivo Santo Palma. Ben trovato Santo. Ben trovato a te Ettore e un saluto a tutti gli amici di Penalty. Che stagione strana la tua, fermo ad inizio stagione, poi c'è stata la parentesi a Cicatena, adesso di nuovo fermo. Dove vuole arrivare questo calcio dilettantistico con questa confusione? Beh, facciamo delle differenze, cominciamo dalla mia stagione. Non sono riuscito a partire in estate, un po' per scelte, un po' perché non sono riuscito a trovare quello che Tra l'altro che dopo cerco. la vittoria di Coppa e Campionato, chiudo parentesi, Sì, ma Ragusa fu una scelta lasciarla già a maggio, infatti insieme alla società decidemmo un mese prima che finisse la stagione di dividerci poi a fine stagione, quindi indipendentemente poi dalle vittorie che Certo. diventarono 2. Non sono riuscito a trovare quello che cercavo, poi c'è stata la parentesi a Cicatena, che personalmente la considero un mio errore, anche se ho avuto il piacere di conoscere comunque delle nuove persone, ho avuto il piacere di conoscere il presidente Giannetto, che Sì. è una persona veramente, che saluto. una persona veramente seria e importante, però a posteriori lo vedo come un mio errore, perché alla Cicatena non sono riuscito a fare quello che volevo, è solo per colpa mia. Addirittura, ma i mezzi c'erano a disposizione? Perché poi sorge Non ha spontanea questa importanza i domanda. mezzi, non i mezzi, se accetti vuol dire che accetti quello che Quello che parli, ti quello offrono. quindi se poi non ho fatto bene, io sono uno abituato a vivere di risultati, È in vero. genere faccio sempre bene, quando faccio bene mi prendo gli E applausi. deve avere anche un po' di tempo a disposizione per preparare comunque un progetto. Ma il Arrivare in tempo- corsa poi è sempre più ma difficile. il tempo lo puoi avere solo se parti a giugno, come ho fatto infatti. l'anno prima a Ragusa. A Ragusa. Quando arrivi a novembre trovi tutto fatto da persone che hanno la loro idea calcistica. Chiaro. E in genere quando sono subentrato faccio quasi sempre male, ma forse perché la mia idea calcistica è molto, molto lontano da quella di tante persone. Uno sbaglio che poi tra l'altro fanno anche molte società nel poi dover ricostruire una squadra tra novembre e dicembre, con tutti i grandi problemi che poi possono sorgere. A me di costruire le squadre, questo è un grandissimo errore, perché le squadre qui vengono costruite da tutti, tranne da coloro delegati a farle. Nel senso che le società permettono, i presidenti permettono agli allenatori di fare le squadre, pur sapendo che un allenatore purtroppo è legato ai risultati. Quindi vero, magari ti puoi è ritrovare vero. dopo 4 giornate con una squadra fatta da un allenatore che sei costretto a mandare via, e questo è uno dei grandi problemi, il fatto di non avere dirigenti
in grado di supportare, perché il calcio è una scienza, non è una scienza esatta, ma non è neanche così difficile. E poi sono i risultati alla fine quelli che I passaggi contano. sono semplici e brevi. Il presidente sceglie un allenatore, che sceglie che sceglie un direttore, che sceglie un allenatore, Questo cosa mi fa che sceglierà uno staff Certo. e che insieme formeranno una squadra. Quindi cosa mi fa pensare? Che la cosa più sbagliata è che comunque un presidente sbaglia a trovare gli uomini giusti o deve essere fortunato a trovarli? No, bisogna scegliere gli uomini e saperli anche scegliere. Io alla fortuna, sai, credo poco. Credo che comunque poi nel nostro ambiente ci conosciamo tutti e quindi sappiamo un po' pregi e difetti di ognuno di noi. Io sono uno di quelli che caratterialmente ne ha tanti difetti, tantissimi, non mi sono mai nascosto, però sono anche uno molto serio, un grande lavoratore, sono un uomo a cui piace scegliere e a cui piace delegare, perché tornando agli allenatori, sì, è vero che non devono fare le squadre, ma dopodiché diventano i padroni della gestione settimanale, della gestione del lavoro, della gestione dell'umore dello spogliatoio, della scelta tecnica della domenica, della gestione della partita. Quello deve fare un allenatore e ti garantisco che fra tutti i ruoli che ci sono nel calcio, quello è il ruolo più difficile. È vero, Quindi è vero. già basta a loro questa responsabilità, che poi è la responsabilità che devono prendersi, perché hanno studiato per avere questa responsabilità, hanno studiato per decidere le gare, non hanno studiato per fare i direttori. E purtroppo in Sicilia il ruolo del direttore, il ruolo del dirigente in genere non esiste. Lascia Ed un ecco po' perché desiderare, non lascia un esiste, po' ecco perché desiderare. siamo dove stiamo, perché poi subentra una confusione totale di ruoli, di scelte e poi non si capisce più nulla. C'è una grande confusione. Assolutamente. Parlando di calcio, quindi parlando di campo, parliamo di questi due gironi del campionato d'eccellenza, un girone A dove indubbiamente quest'anno il Dattilo sembra avere una marcia in più, Canicattì e Akragas che secondo me come al solito hanno speso tantissimo, San Cataldese che sta sull'orlo di una stagione positiva o di una stagione fallimentare se non raggiunge almeno i playoff, il Geraci forse una sorpresa. Ecco, di questo girone A che cosa ne pensi? Allora io parto da un presupposto, bisognerebbe cominciare a capire che non fa bene solo chi vince, anche perché poi ne vince solo una. In genere si parte in 16, di queste 16 4-5 vogliono vincere, come in questo caso, dall'Agragas che è partito in ritardo, al Canicattì che ci prova già da qualche anno, Sì. al Dattilo che ci prova anche da qualche anno. Sì, E quest'anno ha tra fatto... sali e scendi di categoria. Sì, però ci aveva già provato anni addietro. Anni addietro, sì. Quest'anno ha fatto una squadra da Assolutamente fare- di categoria ma superiore. che fa paura, solo il trio d'attacco è veramente pauroso. Sì, è vero. Ma ciò non toglie che gli altri non vuol dire che abbiano fatto male. Quindi io credo che il Dattilo sia quello un po' più avanti. Più avanti. E beh, la classifica parte Però chiara. l'eccellenza ci insegna che bisogna saper aspettare e aspettare almeno fino agli ultimi 2 turni, se non come l'anno scorso nel girone B, fino agli ultimi 90 minuti. È vero. Quindi un girone A dove il Dattilo sulla carta in questo momento ha una chance in più rispetto a tante altre Ma la fa da squadre. padrone sin dalla prima giornata, quindi E credo per che... quanto riguarda la griglia playoff, a questo punto quale potrebbe essere la squadra che sulla carta potrebbe poi tentare le finali nazionali? Ma guarda, io vedevo bene l'Agragas prima che succedesse quello che è accaduto la settimana scorsa con le dimissioni di Vullo Sì. e di 3 calciatori, quindi evidentemente è successo qualcosa. Nello spogliatoio. Non so, no, non lo so, è successo qualcosa in generale. Non so cosa sia successo perché poi le cose bisogna viverle per saperle. Ma era solo Però una probabilmente, sconfitta a Favara poi alla vabbè, ma fine. non è una Evidentemente sconfitta. c'era dietro Se salta qualcosa. non salta nulla per una sconfitta. Infatti, in genere. infatti. E quindi questo fatto qui dovremmo vedere un po' come reagisce tutto l'ambiente agrigentino, Certo. che sappiamo non è un ambiente facile. Ne potrebbe approfittare il Canicattì a questo punto, no? Ma sì, il Canicattì è una squadra che da quando si è affidata a Pippetto Romano ha avuto un trend sempre positivo, anche perché Pippetto lo conosciamo, è già un allenatore importante in Certo. Serie D, hanno una struttura societaria importante, hanno dei buoni mezzi economici Non ed è hanno il normale. grande campo però, che purtroppo quando vai a fare poi Ed è la Serie D incredibile, ma è assolutamente se fondamentale. pensi quello che hanno speso negli ultimi anni è veramente incredibile non avere infatti. poi un campo per poter andare a fare quella categoria che stai cercando in tutti i modi. Da tanto tempo. Cioè, questa è una cosa vero. incredibile. La San Cataldese potrebbe salvare la sua stagione andando a giocarsi le finali playoff, secondo te? Ma sai, io credo che comunque la San Cataldese sia una delle note negative di questo girone. La società sin dal primo giorno voleva tornare in Serie D immediatamente, lo diceva a luglio, l'ha ribadito ad agosto, ha fatto una campagna acquisti importante, una squadra importante, ha un pubblico importante, ha una struttura importante, È quindi vero. io mi sarei aspettata
Forse sin dai però primi giorni, mancava nei quel primi posti. giocatore che poteva fare il salto di qualità all'intera squadra? Ma io non credo che gli mancassero giocatori importanti, di giocatori importanti ne ha tanti la San Caldese. So. Quindi evidentemente mancava qualcosa, non era stato fatto tutto bene, però ciò non toglie che con i playoff nazionali, anche perché poi in genere le squadre di eccellenza siciliane che vengono fuori sempre grandi squadre. Certo. Le nostre certo. squadre arrivano molto spesso in finale e quasi sempre quando arrivano in finale vincono. Vincono. Quindi perché da noi l'eccellenza era un campionato importante, adesso sta scemando perché mancano i grandi centri, però... Senti, per chiudere questo girone A, il Geraci potrebbe veramente essere la sorpresa poi alla fine di tutta la serie di eccellenza girone A? Ma sai, se non ho visto male, adesso al Geraci hanno anche consegnato il campo, no? Sì, un piccolo gioiellino tra l'altro. Assolutamente, che era l'unica cosa che mancava. Questa è una società che ha investito tanto anche in promozione. Sì? Ci sono stati, qualche anno fa c'è stato anche un piccolo contatto, per questo conosco molto bene il Geraci, quando lo allenava Salvo Ricca. Sì, che tu conosci bene. Che fu con me ad Acireale, quindi sono una buona società. Probabilmente poi per vincere in eccellenza, sai, fare buon campionato è una cosa, per vincere in eccellenza È un'altra. è completamente un'altra cosa. Senti, parliamo del girone B. Beh, quello lo conosci sicuramente molto bene. Anche l'altro. Sì, vabbè, in modo particolare credo che comunque il girone B ti appartenga un Sì, po' sì, in questo per senso. posizione geografica. È vero. Come vedi la situazione nella zona alta? Credo Perché che comunque sino all'ultimo potrebbe succedere veramente di tutto. beh, la situazione è sempre stata chiara nel girone B, no? Due squadre al di sopra di tutti, cioè Paternò e Sant'Agata, con il resto ad inseguire. Poteva essere la terza il Palazzolo a inizio anno, ma non è mai riuscito, soprattutto all'inizio, a trovare Sì. quel passo che serve per poter stare agganciate alle prime. Quindi bene le due società che si sono organizzate per bene, soprattutto il Paternò, mettendo gli uomini Spinto giusti. da un pubblico straordinario, no? Paternò lo conosciamo bene. Che cosa può dare? Assolutamente sì, Paternò è un posto dove si è fatta per tanti anni la Lega Pro, oggi all'epoca Serie C e la Serie D, quindi a livello di pubblico è un pubblico molto importante. Probabilmente l'arrivo di Ivan Mazzabuto da qualche anno ha messo anche linfa nuova, energia nuova, il sindaco che devo dire è molto vicino alla società perché ha ristrutturato finalmente lo stadio. Sin dall'arrivo Cioè, di certe Mazzamuto, componenti poi si stanno unendo, no? sin dall'arrivo di Mazzamuto, che si è dimostrato subito persona seria, persona che voleva centrare grandi obiettivi, Paternò ha fatto un piccolo saltello. È vero che ha investito tanto e non è ancora riuscito a vincere nulla, neanche in promozione. Sì. Quindi evidentemente degli errori sono stati fatti, anche degli errori di gioventù, perché il presidente comunque non era avvezzo a quello che erano queste È vero, categorie. è stato poi Ma dico questo per pianino per fargli un grande complimento. In che senso? Quest'anno ha scelto degli uomini, ognuno al suo posto, ognuno con responsabilità, e malgrado il fatto che abbia cambiato 3 allenatori. Sì, anche questa è una cosa stranissima. Questa è una squadra che non Tra ha... l'altro uno di questi era Pippo Strano, Ma questo insomma, questo ti fa capire la forza di un'idea e di una società. Qui loro hanno cambiato 3 allenatori, sono ancora imbattuti. sono ancora imbattuti. Cioè, è vero. se tu pensi, è incredibile questa storia. E sono primi non dico al primo giorno perché all'inizio ci fu Ragusa che volava, però questo ti fa capire come se il progetto è buono, anche quando accadono degli scossoni, che può essere un allenatore, un direttore, il progetto rimane buono e valido. Se sono le idee giuste e le persone giuste, l'obiettivo lo c'entra. Ho sentito la parola Ragusa, ti dice qualcosa? A Ragusa, devo dirti la verità, non hanno lasciato il cuore, Mi immagino. perché Ragusa è un bellissimo posto. È anche vero che è una città abbastanza fredda, che magari non recepisce immediatamente una tipologia di categoria che pensa non appartenergli, cioè il dilettantismo. A Ragusa minimo ci vuole la Serie D, però Ragusa è un grandissimo posto, è un posto dove si fa calcio vero, è un capoluogo di provincia, ha delle potenzialità incredibili. E ti dico la verità, l'anno scorso con l'aiuto del presidente D'Amico, con l'aiuto di Orazio Ossino, di Filippo Raciti, dei calciatori, con l'aiuto di tutti siamo riusciti a fare una cosa grandiosa. Coppa e campionato non si vincono così tanto. E ti dico la verità, avrei interrotto quel rapporto, non solo mi è costato tantissimo, proprio come... E sono sicuro che non ha permesso, anche se quest'anno Ragusa sta facendo grandi Ma cose. noi non l'abbiamo mai capito perché tu poi alla fine sei andato via da Ragusa. Cioè le voci sono tante, però poi perché sei andato via da Ragusa? Se perché avevi costruito un progetto... non mi ritrovavo più con la mia società. Ah, ok, quindi è una Non- scelta ma non c'è nulla- una scelta tecnica, come si suol dire, no? No, tecnica no, perché tecnicamente avevamo fatto grandissime cose, avevamo vinto tutte le categorie, tutto ciò che avevamo Tutto fatto, ciò. quindi non credo che sotto l'aspetto tecnico qualcuno potesse dire qualcosa sull'operato mio
e di tutto quello che poi io vado a decidere, quindi staff tecnico, calciatori, perché nel calcio parlano solo risultati, così come hanno parlato da Cicatena, ho fatto male, ho messo la faccia e me ne sono andato, hanno parlato a Ragusa. È vero. Quindi, no, il problema è che dopo un anno insieme a Nicola D'Amico non riesco più a stare a contatto con lui, quindi poi devo stare un anno per non sentirlo più Ho e capito. poi magari ritornare l'anno dopo, così come abbiamo fatto tanti anni. Infatti con la Ciriale Perché veramente era successo noi così. siamo il gatto E la volpe. e il cane, no? Il gatto e il cane. Anzi, uno insegue e l'altro viene inseguito. Però quello che poi io sono felice del rapporto che ho sempre avuto con Nicola D'Amico sono stati i risultati. È vero. Abbiamo fatto grandi cose dai Sant'Antonio al primo anno, arrivando sesti, con un budget di 60.000 euro. L'anno dopo con l'FC Cirale stavamo andando in Serie D solo con 100.000 euro, E quindi se è non tutto fosse dire. scoppiato il caos tesseramenti. Un altro anno di Cirale abbiamo perso playoff e finale di Coppa Italia di eccellenza e a Ragusa abbiamo vinto tutto. Meglio Quindi, di in così. base al lavoro fatto con Nicola D'Amico poi va sempre bene. Per chiudere sul girone B, hai giustamente sottolineato la forza, secondo me, interessante della città di Sant'Agata. No, io non l'ho sottolineato, il città di No, ma è Sant'Agata. giusto sottolinearla comunque. Ma vedi, il città di perché Sant'Agata, ad comunque la esempio, forza rispetto al esiste, c'è. Paternò, se oggi si trova dietro è per colpa della società. Non nascondiamoci, le cose diciamole come stanno. Hanno perso 3 punti in maniera incredibile di una vittoria in casa facendo giocare un calciatore non tesserato. Sì, Io non infatti. capisco come una società che mira ad Può andare in succedere, Serie dai, D. può succedere, Non dai. credo che possa succedere in società organizzate. A Paternò questo non è sicuramente, successo. a Paternò non è È successo. ovvio che poi può succedere l'orrorino, ci mancherebbe altro. Però cosa ti fa capire questo? Che il Paternò come società rispetto al Sant'Agata come società è più pronta. ma è più molto più avanti. Ribadisco, il Paternò come società ha assorbito 3 cambi tecnici. E quindi Il Sant'Agata mi sembra mancante nei ruoli importanti. è vero, è vero. Magari ha un grande allenatore, ha grandissimi giocatori. Poi qualcuno mi dovrà spiegare cosa vuol dire spendere tantissimi soldi a dicembre. E non è l'unica società che ha speso grandissime cose a dicembre, quando invece ad agosto si era partito con altre idee. È vero, è vero. Allora, per chiudere questo spazio con Santo Palma, vorrei farti qualche domanda un po' più personale, perché in questa rubrica di penalty profili vogliamo un po' scoprire anche non soltanto il lato sportivo dei personaggi che ci vengono a trovare. In questo caso, Santo, qual è a questo punto il tuo obiettivo? Calcistico? Prossimo? Calcistico e poi anche tuo, personale, umano. Ma sai, calcisticamente alla veneranda età di 47 anni mi sono un po' disincantato nel calcio. Amo, ho amato visceralmente questo sport, ma oggi lo vivo in maniera diversa. So che tante cose non vanno come devono andare, so che è inutile magari fare tante cose perché poi non funzionano, perché poi l'Italia è questa, non solo il calcio. Quindi il mio obiettivo è, non ho più obiettivi, vivo la giornata, vedo chi mi chiama, posso fare calcio, posso anche non fare più calcio. E il Santo, Sai, Pal- comincio e il a Santo pensare. Palma fuori dal calcio è un uomo sereno, Sì, ho la fortuna una di bella avere, famiglia. ho la fortuna di avere una donna accanto che da 24 anni e non so come ha fatto. Ti onestamente. sopporta oppure no? Mi supporta, mi è sempre stato accanto Supporta e sopporta. nelle mie tante salite e nelle mie tantissime discese, quindi ho... È importante una compagna per chi fa comunque questo Ma sai, tipo di lavoro. chi come noi vive la domenica, il sabato, sconosce certe determinate cose. Le passeggiate domenicali, una moglie ad di un agosto, calciatore, di un dirigente. ad agosto fai doppio e sai, deve essere veramente una donna dal cuore grande, ma comunque mia moglie è una donna che viene fuori da una famiglia di calciatori. Ah beh, Ho 2 splendidi figli, Simone che ha 20 anni, che è un giocatore. no, quello è un giocatore, è uno studente universitario. Vabbè, però gioca anche bene a pallone. Ma gioca in dai. eccellenza, quindi è voglio dire. passa il tempo come tutti noi in queste categorie. È una bambina di 11 anni che mi fa diventare matto, che è la mia Flavia, che è un pepe di quello là, un peperone di quello là incredibile. Ma se dovesse arrivare una proposta al di fuori di quelli che sono i confini siciliani, insomma, Santo è pronto ad imbarcarsi in un progetto di quel genere? Ma io non mi sono mai posto limiti, onestamente. Anche con una famiglia che magari potrebbe mancarti, no? Ma l'anno scorso già mi mancava, stavo 4-5 giorni a Ragusa perennemente perché, ecco, Ma eri sempre in Sicilia però, eh? Sì, però sai, quando abiti 4-5 giorni fuori a È settimana, vero. anche se sei a 100 km, stai sempre fuori, tornando alle società, quindi le società le cose le devono fare in maniera bene. E l'anno scorso D'Amico mi permetteva di stare H24, dove poi lavoravamo in Certo, realtà. chiaro, perché poi la presenza diventa fondamentale, perché hai il controllo della situazione a 360 Assolutamente gradi. sì. Allora, per chiudere, qual è il messaggio che vogliamo lanciare
al mondo dilettantistico siciliano? No, guarda, non ho questa presunzione, malgrado Ma comunque l'esperienza c'è, credo di eh? avere, sì, qualche giorno insieme l'abbiamo fatto nei campi di calcio. Più che altro non è proprio un pensiero, vorrei parlare più che altro al Presidente. Presidente, facciamo qualcosa, perché siamo senza strutture. Parliamo di Catania, che è la seconda città in Sicilia. Qui non c'è un campo regolamentare. Qualsiasi presidente volesse portare la propria Non squadra, può investire. ma non esiste un campo, nella mia città non esiste un campo, non c'è un campo dove puoi fare attività, ma un campo reale. Cioè non esiste, non c'è un campo dove puoi giocare a porte aperte con il pubblico e le famiglie sugli spalti. Quindi è inutile che chiacchieriamo tutti, calcio, boom, boom. Il calcio si fa innanzitutto con le Quindi strutture. più strutture, No, meno solo, parole. prima solo strutture. Quando avremo le E poi strutture, eventualmente le parole. probabilmente dopo poi ognuno di noi potrà fare il proprio lavoro e probabilmente anche i calciatori potranno diventare dei calciatori. E non lasciamo tutto in mano ai privati. Bravo. Soprattutto l'inizio, il futuro, che sono i giovani, non li lasciamo in mano ai privati. Facciamo qualcosa di importante anche come federazione. I centri addestramento erano qualcosa di importante per i nostri ragazzi, ma fatti bene, non fatti per essere fatti. Cosa fare, ti giuro che non mancherebbe, cosa Vabbè, fare, chiaro, cosa dire. chiaro. E sono sicuro che il Presidente e tutti gli altri, i sindaci lo sanno, mica sono o io ho la palla di vetro o chissà quale pozione magica. Però l'importante sarebbe farle le cose, perché io vedo poca gente che fa le cose e tanta che chiacchiera. Ci piace questa chiusura di Santo Palma, che ringrazio e Grazie alla a voi. prossima. Come sempre, un abbraccio a tutti gli ascoltatori e gli spettatori di Penalty. All'interno di Penalty oggi ospitiamo un caro amico, direttore sportivo ufficiale, Salvo Castorino. Dico ufficiale perché vieni fuori dal supercorso, quindi insomma adesso c'è un'investitura che ti permette anche una qualifica professionale di grande rilievo. Sì, questo sì, è stata un'esperienza positiva, mi ha permesso di conoscere
tante persone che fanno parte del calcio, quello vero, e comunque ti mette nelle condizioni di confrontarti, di capire delle dinamiche che ad oggi erano poco chiare e capire che comunque il calcio è particolare. È un calcio particolare anche questo siciliano che tu hai vissuto da protagonista, oppure è un calcio siciliano che guarda sempre comunque con grande rispetto le altre regioni, anche con un pizzico di invidia? No, invidia no, però è anche vero che noi siamo lontani da tutto, quindi questa distanza ci preclude alcuni scenari, alcuni palcoscenici e dal punto di vista della dirigenziale, anche dal punto di vista dei giocatori. Quindi questa distanza che ci differenzia dal centro del calcio che conta penalizza un po' tutti. Anche il fatto che ci sono poche anche società professionistiche. Certo, penalizza i chiaramente tecnici, i calciatori, il settore giovanile, tutto l'indotto. i dirigenti, tutto, penalizza tutto, però è così. Bisogna soffrire e sperare tempi migliori allora? Oppure vedi poche prospettive? No, secondo me nel momento in cui ci sarà il ritorno dei professionisti di molte più squadre come era alcuni anni fa, probabilmente dal punto di vista dirigenziale e dei calciatori ci sarà più visibilità, Certo. ed allora ci sarà la possibilità di fare qualcosa di meglio. Quanto soffre secondo te in questo momento il calcio dilettantistico siciliano, soprattutto tra la Serie D e l'Eccellenza? La sofferenza è da sempre, no? Cioè ogni anno probabilmente è sempre... Si parte in una maniera e poi si finisce in Esatto. un'altra. Ogni anno è sempre, a volte è sempre peggio, però purtroppo le realtà sono queste. Chi ha la voglia di fare calcio, chi ha la passione di fare calcio, chi del calcio fa una fonte di guadagno, deve sottostare a queste situazioni. Quindi purtroppo non ci sono più neanche tutti questi grandi imprenditori, allora bisognerebbe che si unissero le forze per cercare di fare delle società forti, allora da lì si potrebbe fare un discorso diverso, cioè non ci sono i magnati che... Però è anche possono vero essere... che poi molte società a livello dilettantistico sperano sempre in alcuni partner anche di una certa caratura nazionale che potrebbero insomma aiutarli, e qui in Sicilia nessuno investe, cioè i grandi marchi in Sicilia investono poco, Sì, e ma- quindi le società hanno difficoltà anche in questo. Ma la visibilità non è nei dilettanti, Questo è quindi anche nel vero. momento in cui arrivi tra i professionisti, allora Deve avere altri... puoi stuzzicare l'appetito di qualcuno che può pensare di fare di creare una partnership, quindi una società satellite, o provare a fare un discorso diverso, ma fin quando La sei Sicula nei sotto dilettanti- questo punto di vista, per esempio, ha sofferto questo passaggio dal dilettantismo al professionismo, perché la piazza, essendo comunque una piazza limitativa come bacino, anche se Siracusa è nelle vicinanze, poteva essere supportata da alcuni marchi che avrebbero ulteriormente migliorato il progetto di Leonardi. Ma Lentini, il bacino d'utenza di Lentini è quello, no? È quello. Quindi il presidente, al di là della voglia che ha di fare calcio, ha anche degli interessi personali sul territorio, ed allora fin quando avrà appunto questa voglia, avrà la pazienza, il desiderio, avrà gli stimoli per Perché continuare a poi gli fare calcio, investimenti che ha fatto sono stati cioè, enormi, fin no? quando Cioè, avrà come dicevo prima, questa voglia, continuerà a fare calcio. Quando si stancherà poi o smetterà definitivamente o aprirà i suoi orizzonti verso altre piazze. altre piazze. Così. Certamente nel caso di Lentini la presenza giustamente di Siracusa, seppur in promozione, è una presenza che comunque ingombra, no? Perché sappiamo benissimo la cultura che ha il tifoso siciliano, cioè si identifica in una realtà ed è difficile che cambi comunque soltanto perché magari a 50 km di distanza c'è una realtà ancora più forte. Chiaro, anche se comunque la Leonzio si identifica più nel territorio catanese, Sì. Lentini si identifica più come catanese che come siracusano, Questo è vero. malgrado faccia parte della provincia di Siracusa. Quindi loro stanno facendo delle grandi cose, Lentini e la Leonzio, secondo me la C è un punto di arrivo dove non puoi pensare di fare altri ulteriori investimenti, perché il territorio
è quello. Anche perché poi si rischia, come la Ciriale, no? Di vivere una realtà comunque limitativa per un campionato forte come potrebbe essere la Serie B, no? Sono delle piazze che hanno il loro standard e da lì non si possono muovere, anche perché sennò rischi poi di rovinare anni e anni di sacrifici, perché Certo. Leonardi comunque investe delle risorse proprie, al di là degli sponsor che possono supportarlo, ma il supporto degli sponsor non è l'80%, Certo, potrà essere il certo. 30%, il 40% immagino, non lo so, però è una mia sensazione. Chiaro, Come a Ciriale attualmente il suo standard è la Serie D, fatta bene come stanno facendo, Certo. ma è quello, perché fin quando non hai un imprenditore o più imprenditori che decidono di far fare il salto di qualità e stabilizzare una piazza come Ciriale, che per il tifo che ha, per il seguito che ha, può stare benissimo tra INCI, tra professionisti, allora è giusto che si facciano i loro ragionamenti e rimangano in un campionato sempre importante. Anche perché poi alla attenzione. fine questi budget, anche per fare la Lega di Serie C, non è che siano budget di poco conto, cioè l'investimento è considerevole. Certo. Se poi dopo non c'è una risposta anche dagli incassi, dal merchandising, si rischia poi di essere sempre con Sempre il a segno rincorrere, negativo. sempre a rincorrere. Sempre a rincorrere. Quindi secondo me fare una politica giusta, equilibrata e dei costi nei dilettanti è l'arma vincente. Questa probabilmente sarà stato anche un momento di discussione all'interno del corso, dove comunque nuovi dirigenti sportivi che si immettono nel calcio avranno a che fare sempre con gli sponsor, con Sì, i sì, dirigenti che abbiamo- magari vorrebbero fare molto di più. O Abbiamo vorrebbero fatto fare di anche, meno. c'erano anche delle sezioni dedicate al marketing e sicuramente sono degli argomenti che sono comunque sulla cresta dell'onda e che sono di primaria importanza, Chiaro. perché al di là del discorso squisitamente tecnico, poi ci sono... Necessita una preparazione Sì, proprio anche sì, sì, più perché comunque tu burocratica quasi. diventi un manager a tutti gli effetti, cioè Chiaro. il direttore sportivo al di là del discorso prettamente di campo, nei professionisti deve avere delle competenze necessarie in altri settori. Infatti Assolutamente. quando Paratici, piuttosto che Faggiano, piuttosto che Ausilio ci raccontavano la loro testimonianza e il loro passato e ci parlavano del calcio attuale, loro hanno dovuto studiare veramente economia e altre discipline, perché comunque i costi... Ti confronti sì, poi con altri binari sì. che appunto sì, sono importanti dal punto di vista tecnico le scelte, però poi come hai detto bene tu, se non sei preparato No, anche perché comunque... su far quadrare anche i conti dal Certo, punto di vista burocratico, anche perché comunque lì poi il direttore sportivo, inteso nel senso stretto della parola, lì è una figura di gestore, di gestore perché lui, di altri, perché lui gestisce la squadra, ma gestisce anche tutta la struttura che sta sotto di lui, dello Certo. scouting, perché lui poi è l'apice nel momento in cui gli scout gli segnalano uno o più giocatori, poi è la decisione, Certo. ma lui non ha il tempo di andare chiaro, a vedere... Lì sta nella sua figura l'organizzazione Sì, di tutto esatto. il sono, gruppo sono scout. sono tutti strutturati con degli scout in Serie A, quantomeno, perché noi abbiamo avuto questi ci hanno raccontato il loro lavoro, Certo. sono strutturati con questa serie di scout e poi da lì, nel momento in cui individuano il calciatore che può fare al caso loro, poi Fanno delle valutazioni più dirette. entra in campo il direttore sportivo e il direttore generale, perché poi devono andare a gestire e la parte tecnica con l'allenatore e la parte economica con la proprietà. Ma io non posso parlare con Salvo Castolina solo insomma, di questioni importanti, sì, ma dietro una scrivania. Io voglio parlare di Salvo Castolina, però poi alla fine in campo, no? Cioè con il profumo dell'erba che ti dà quelle emozioni, con la preparazione della partita della domenica. Quelle sono le cose che forse in questo momento un po' ti stanno mancando? Devo dire che inizialmente quest'estate, in base al lavoro fatto negli ultimi 2 anni, non immaginavo di non trovare squadra, però nel calcio Ci sta pure. Sono i rischi del mestiere. L'ultima tua esperienza a Messina, no? Sì, a Messina l'anno scorso. Se tu vuoi stare in questo mondo è giusto che devi accettare quello che succede. Allora il corso ti ha dato la possibilità
è di aprire le tue vedute, il tuo raggio d'azione e di capire realmente quello che puoi e vuoi fare, che devi fare anche Ti sei dato anche tu a questo punto delle regole, no? Cioè Sì, sì. dei dettami sul quale poi dopo Devo dire che organizzare la tua carriera. Sì, devo dire che poi a dicembre qualche cosa è arrivata, Ah, però ho preferito non puntarci. non puntarci, ma non perché per sminuire il valore delle squadre assolutamente, ma perché in un momento preciso della stagione tu ti saresti andato a sobbarcare delle situazioni che non erano non le ti tue, appartenevano. non erano le tue e le avresti dovute fare tu, no? Con il rischio che se le cose Quindi- andavano male, poi alla fine chi era l'ultimo Esatto. era Salvo Poi Castolina. ti dimentichi chi ha fatto prima e poi si ricordano poi di chi è stato l'ultimo allenatore, È chi è stato vero. l'ultimo direttore, chi È è stato vero, l'ultimo è giocatore. vero, è vero. Quindi personalmente ed è strano, dico, anche fare questa affermazione, però non ho aspettative per l'anno prossimo. Vabbè. Ed è una cosa, no, è paradossale perché il mio carattere mi ha sempre portato ad essere molto, molto aggressivo, molto determinato, però in base a quello che vedi in giro, Ti rendi conto che poi alla fine, anche insomma, perché stare poi, fermo poco conviene. sì, anche perché poi confrontandoti perché per fortuna poi il corso ti dà la possibilità di di creare delle amicizie vere Con gente di una certa qualità. al di là della qualità, ma anche con gente che vivono il calcio in maniera diversa, perché il calcio al nord è diverso dal sud. E allora, quando poi ti accorgi che quello che per te è ordinario, da altre parti è un'assurdità, perché è un'assurdità, e allora Però ben vengono a questo punto questi corsi così, perché poi dopo fai un bilancio e capisci appunto quello che devi mollare e quello sai, a volte è meglio, però a volte è anche meglio non sapere. perché così sennò si rischia poi di rimanere proprio fuori dal tutto. Perché poi tu ti siedi con persone e parli in un certo modo e sembri tu il fenomeno di turno, quando invece tu stai dicendo la La normalità. che dovrebbe essere, e loro e altri invece pensano che tu sia un marziano. Un extraterrestre. Ma il calcio che hai seguito in questa stagione è un calcio che ti è piaciuto? Io ho visto D e C quest'anno, Sì? anche perché comunque l'eccellenza la conosco bene, avendola fatta e poi dico, non ho avuto il tempo di seguirla, perciò ho preferito vedere molte partite di C, infatti sono andato spesso allo stadio ringraziando la Mono che mi dava la possibilità di avere l'accredito, e altre partite di D in maniera tale da vedere quello che c'è in giro, perché comunque tu devi essere, Anche pronto poi. devi essere sempre preparato. E poi qualche mio collega di corso mi ha chiesto qualche relazione su qualche bene. giocatore. Lì poi nasce una rete di Sì, sì, sì. collaborazioni Alla che fine, servono sì. per accrescere anche un po' il valore Esatto, della e tua quindi figura. alla fine è stato un anno positivo perché ti ha aperto e alle conoscenze e ad un mondo Beh, calcistico diverso. Con buone prospettive però, dai, Con bisogna buone essere prospettive. sempre ottimisti. No, con buone perché- prospettive, però sì, speriamo che ci sia l'opportunità di mettere in campo quello che tu hai imparato, quello che tu hai Certo. capito. Poi tra l'altro, parliamoci chiaro, magari tu non sarai molto d'accordo sul fatto della nostra bella Sicilia, però è anche vero che in Sicilia comunque figure come quelle tue servono, ed è sbagliato quando un presidente non si guarda intorno e guarda sempre solo nel suo orticello. Lo so, purtroppo in questo calcio i presidenti sono diventati sempre più direttori, manager, perché giustamente il presidente, pensando di investire le proprie risorse, o si fida meno, oppure comunque Diventa un po' accentratore. il giocattolo è loro ed è giusto che si divertano. Diventa accentratore. Quindi molti colleghi accettano questa situazione, e in passato l'ho accettata anch'io. Adesso con la tua nuova esperienza probabilmente ci pensi due volte. Adesso ci pensi due volte, anche perché siccome alla fine i risultati sono il tuo biglietto da visita, Chiaro? tu, direttore sportivo, come l'allenatore, sei il primo ad essere messo sempre in discussione, Quindi? in virtù di ciò
O Se devi se investire. devi investire, o lo fai su te stesso ed in maniera obiettiva, o se no niente. Va bene così. Salvo, per chiudere, è chiaro che tutto questo poi diventa anche di riflesso un tuo comportamento nella tua quotidianità, nella tua vita, la tua famiglia, tuo figlio e tutto Sì. il resto. Questa mancanza di calcio giocato poi diventa un po' di negatività che porti in famiglia? No, perché io diciamo, Cioè, riesci a staccare sì, questa no, ma io cosa? ho vissuto quest'anno in maniera tranquilla e serena, anche perché a volte era lo stress dovuto alla settimana e alla domenica che ti facevano vivere in famiglia in maniera negativa. E invece Invece adesso in questi anni ti sei, tra virgolette, rigenerato. disintossicato. Guardi il tutto con un occhio, con una prospettiva diversa. Riesci a dire no, e probabilmente in passato non l'avresti fatto. Quindi Ti godi di più la vita anche. sì, ti godi la vita e ti godi la realtà di quello che vuoi fare, che è la Bravo, cosa più bella. più importante, perché se no vai, non vai da nessuna parte. È Cioè vero. accettare qualcosa che non ti appartiene è una violenza. Assolutamente, condivido. Ma io sono ottimista perché conosco bene le qualità di Salvo, conosco la sua tenacia, ce l'aveva da allenatore, ce l'aveva da giocatore, ma ce l'aveva in questo caso anche da dirigente. Pertanto ottimismo in prospettiva di un calcio siciliano che prima o poi deve uscire. No, Non è pensabile che si fermi qui. Non si può, l'ottimismo non si perde e non si deve perdere. Sono diventato probabilmente con l'età più equilibrato e più obiettivo, quindi cerco di analizzare le cose in maniera più equa. Non ti fai un Hai pensiero. superato i 40 anni, già Esatto, questo sicuramente quindi- ti aiuta. E poi l'augurio è che ci siano sempre più squadre in Serie D e sempre più squadre nei professionisti, ma questo passa da un percorso molto più ampio e non possiamo essere noi soltanto dirigenti Certo, a ci farlo. vuole tutto il movimento. Bisogna che ci siano Che persone vada per capaci, preparate, persone strada. che creano unità di intenti. Perfetto. Ormai il presidente singolo, il Massimino della Non situazione, va da nessuna parte. non va da nessuna parte. Ormai il calcio è fatto di conoscenze, di amicizie, Di team. di sinergie, di quote associative. Il calcio del singolo non esiste più. È un Se calcio si vuole, che è un calcio che è scomparso. se si vuole fare calcio in un certo modo. Diversamente, se ancora si crede che si possa fare calcio così, purtroppo si rimarrà Si è sulla strada sbagliata. si rimarrà nelle categorie che ad oggi a molte squadre fanno riferimento. Grazie a Salvo voi. Castorina per la sua presenza qui all'interno della nostra trasmissione. A Penalty Profili ospitiamo mister Luca Di Gregorio. Ciao Luca, ben trovato. Buonasera a tutti, Ettore, grazie dell'invito. Allora Luca, parliamoci chiaro, quest'anno probabilmente ti manca un po' il campionato settimanale, quindi una bella squadra che so di eccellenza o di promozione, ma in sostituzione credo che il tuo nuovo ruolo di selezionatore della rappresentativa juniores credo che ti possa dare molto più soddisfazioni.
personalmente sono dell'idea che sei la persona giusta nel posto giusto. Assolutamente sì, sono due ruoli completamente diversi, dopo tanti anni, no, da giocatore, poi da allenatore in queste categorie, ho accettato, no, questo invito della federazione grazie a Lino Gurrisi, al presidente Lopresti, al vice Tamà, che mi avevano prospettato questo nuovo incarico. Dicevo, un incarico di prestigio diverso dal club Certo. che hai tutti i giorni, e quindi ho accettato volentieri. Però in ecco, questa maniera giri un po' ancora di più la Sicilia, no? Perché cerchi di assolutamente. pescare. Io giro non solo per i miei giocatori, per la mia fascia d'età che è quella juniores, ma se la federazione me lo chiede, lo ritiene opportuno, io vado a vedere anche gli altri ragazzi, i giovanissimi, gli allievi, per le altre rappresentative, per i miei colleghi. Quindi un lavoro bellissimo, un lavoro che sto facendo con entusiasmo. Ho iniziato a ottobre. Adesso poi ad aprile ci saranno per concludere le finali. il torneo delle regioni e speriamo di Speriamo fare bene. bene. Un lavoro che si fa in tanti mesi, quindi diverso dal club perché non hai la squadra ogni giorno, quindi devi saper scegliere, devi sbagliare, io dico sempre, il meno possibile perché Sembra per facile esempio, il ruolo del sì, selezionatore. la mia invece squadra, poi dopo io juniores ne ho visti ragazzi circa 200 e ne dovrò portare a Bolzano soltanto 20, quindi qualcosa sicuramente la sbaglierò o comunque lascerò a casa qualche elemento sicuramente valido, però capisci bene hai che visto 20 200 giocatori, ho visto sì, 200 circa ragazzi? 200 ragazzi. Com'è in questo momento il livello siciliano a livello di juniores? Ma devo dire quest'anno non è male, ecco, Non è sto male. cercando di scegliere secondo me, secondo il mio modo di fare calcio, secondo la mia idea di gioco, secondo me c'è un ottimo livello. Ecco, ce n'è pochi che giocano da titolare, ecco, questa è la cosa che mi dispiace tanto. Io invito, no, da tecnico della federazione di dare più fiducia, perché alcuni, devo dire, sono bravi, non hanno niente di meno di ragazzi di 30 anni Senti, o di Luca, 35. però è chiaro che quando parliamo di giocatori juniores parliamo di giocatori quasi pronti, magari possibilmente per affrontare categorie anche superiori, ma a livello giovanile gli allievi e i giovanissimi possono in questo momento rappresentare un buon punto di partenza per poi trovarsi dei juniores interessanti? Ma secondo me sì, secondo me... Parliamo a livello regionale Sì, Sicilia, sì, sì, io chiaramente. seguo anche gli allievi, i giovanissimi nostri, ieri eravamo tutti a Torre del Grifo, c'è stata una 2 giorni con le squadre del Catania giovanili, c'è un buon materiale, si può lavorare, ecco, a partire appunto dai giovanissimi, dagli allievi. Io quest'anno ne ho visti tantissimi, nei weekend seguo anche queste partite di allievi, giovanissimi regionali e provinciali. Ecco, cerco di andare a pescare qualcuno anche, Certo. anche per il futuro. E devo dire, magari io sono più in questa zona qui, a Catania, nella nostra provincia, e devo dire che c'è qualcosa di buono. Io mi auguro che Insomma, se ci può sarà lavorare. qualcuno che uscirà. Assolutamente sì. Senti, invece la realtà catanese, la realtà quella anche più vicina a te perché conosci bene il territorio, in questo momento a livello di eccellenza e di promozione alcune società insomma stanno facendo grandissimi sacrifici, sappiamo benissimo non ci sono i campi, non c'è molto budget. Ecco, nel territorio catanese in questo momento tu da selezionatore juniores che cosa hai in mano? Appunto parlavamo appunto di budget, di soldi, di strutture, no? Ce n'è sempre meno, ci sono sempre squadre che non arrivano a gennaio, a dicembre, anche squadre di un certo tipo, no? E allora essendo ora in questo ruolo, la mia ricetta è una, no? Fate giocare i ragazzi. A questo punto? Fate Che giocare servono anche a te, tra i l'altro. giovani, che poi vedremo anche noi. Se tu devi prendere un giocatore, magari uno ci sta bene, ma più di uno, due, di 35, di 40 anni, Non serve. in promozione, in eccellenza, secondo me serve. E ve lo dice Prendene uno che ha 3, giocato 4. fino a 38 anni abbondanti? Sì, ho giocato fino a 38 anni perché il calcio è stata sempre la mia passione, stavo bene fisicamente, ma poi mi sono fatto da parte. Ma in ogni caso, anche a quell'età, io l'ho fatto alla fine, ho chiuso a Battiati, ma non erano cifre dell'altro Certo, mondo. beh, Ecco. chiaro, Ora chiaro. ci sono cifre importanti, ecco, con quelle cifre
magari facciamo esordire tanti 2001, 2002 che ce n'è interessantissimi. Certamente. E quindi questa può essere la ricetta per questa crisi che tu prospettavi prima. Ecco, mi permetto di dire questo. Parliamo di crisi, mi viene in mente il coronavirus, con campionati che si fermano, con un circo che deve essere per forza stoppato, sperando che possa riprendere a correre di nuovo, perché poi dopo, tra aprile, maggio e giugno, tantissime finali, semifinali, tornei nazionali, per cui un calendario che viene sconvolto, anche e soprattutto per voi che fate gli allenatori di selezioni. Anche noi come federazione, ieri è arrivata questa notizia, poche ore fa, e ci siamo dovuti adeguare a questa normativa, quindi per ora è tutto fermo, credo, intanto per questa settimana, e lo spero pure, ci può anche stare una settimana. Tu sei fermo. d'accordo sul fatto che stoppare i campionati possa servire? Io sono d'accordo, sì, ma sono d'accordo allora anche per i centri commerciali, per tutte le cose dove ci sono tantissime persone, perché tutto sommato una partita la vedi all'aria aperta. Spero che questa cosa piano piano vada a scemare e che tra un paio di settimane possa riprendere tutto, tutti i tornei giovanili, il nostro trofeo delle regioni che sarà il 24 di aprile, quindi ancora c'è un po' di tempo. Comunque una cosa da affrontare, speriamo bene. Allora, abbiamo detto di Luca Di Gregorio, ex calciatore, una carriera importante anche in categorie di una certa caratura, ma il De Gregorio che forse conoscono poco i nostri telespettatori è un De Gregorio sempre molto garbato, un signore del calcio siciliano, e questa figura ti è pesata poi alla fine anche nel corso della tua carriera, no? Il bello della squadra, il giocatore che sapeva parlare in campo ma parlare anche davanti ad una telecamera, ti è servito un po'? Hai sofferto questa forza che riuscivi a trasmettere attraverso le tue parole? Ma io penso che devi essere sempre te stesso. Io sono così, sono una persona leale, un giocatore leale con gli avversari. Credo che mi stimano tante persone per questo mio modo di essere. Anch'io ho dei difetti sicuramente, però se parliamo di calcio questo è il mio modo di essere. Anche nella mia vita privata. Sicuramente alcuni non condivideranno il mio modo di fare, ma ci può stare. Io, come si può dire, soprattutto a questo livello, a livello dilettantistico, a livello giovanile, certi atteggiamenti, certe esasperazioni, no? Anche da parte dei genitori, da parte dei dirigenti, sono esagerate. Ci sono molte cose più importanti nella vita. Io fatto di essere, io ai miei ragazzi cerco di trasmettere questo, lealtà, educazione sportiva. Ecco, questa tua signorilità poi alla fine l'hai un po' pagata anche nel calcio dilettantistico quando sei passato ad allenare le squadre? Certe volte sì, perché qua c'è una mentalità, certe volte siamo indietro, non siamo in Inghilterra, no? Spesso da noi l'educazione, la signorilità, il rispetto viene visto come se sei uno stupido, sei scemo, ma questa è una mentalità completamente diversa. Invece io dico ai miei ragazzi è sinonimo di forza, di rispetto delle regole, e quindi solo le persone che sono indietro, no, culturalmente e mentalmente possono pensare questo. Io sono contento, no? La federazione mi ha dato questo incarico. Io nella mia carriera, soprattutto da allenatore, non ho preso mai una squalifica in questi anni. È vero. In 10 anni non ho preso mai una squalifica. Da giocatore sì, qualche munizione, qualche espulsione. Dai, ma e questo deve essere, secondo me, non è una cosa dell'altro mondo. Io la dico sempre ai ragazzi più giovani. Quindi per me questo è motivo di orgoglio, di serietà, di sportività, e quindi io lo vedo come una grande forza e un mio pregio. Poi ognuno la pensa come vuole. Io ho 47 anni, non credo più di cambiare, quindi bisogna credo accettarti così. di dare, ma sì, io do questo esempio e basta, quindi la vedo così. Ecco, lo sport io lo vedo in questo modo. Adesso tu da selezionatore, per chiudere, che messaggio vuoi lanciare ai presidenti e anche un po' ai tuoi colleghi?
Ma io, ai miei colleghi, ai presidenti, a tutti, a tutte le società, ecco, di dare spazio, ora che sono da questa parte, no? Di dare più spazio a questi ragazzi, ecco, soprattutto io ho la mia fascia d'età, di rischiare, di lanciarli, ecco, magari acquistare un giocatore di nome in meno e metterne 2, 3 rischiare in prima persona. rischiare, ecco, ok. perché visto che c'è questa crisi, questi problemi economici, dico di dare più un occhio ai ragazzi, e quindi questo dico ai miei colleghi di capire, come si può dire, di non esasperare, di non, come si può dire, la domenica, no? Di non esasperare i toni, Esagerare no? a Di non tutti gli effetti. esagerare, spesso per una partita si esagera. È solo un gioco. Ed è solo, e non solo, è solo una partita di dilettanti, una partita che alla fine, non dico non conta nulla, ma è una partita che ha il suo peso, ecco, non siamo né in Serie A né in Serie B. E se ve lo dice Luca Di Gregorio, dobbiamo tutti crederci, perché signore in campo e signore fuori dal campo. Grazie Luca, allora in Grazie bocca a al lupo voi. per il prossimo impegno importantissimo, perché rappresenterai la Sicilia. La Sicilia, in tutta Italia, saremo a Bolzano dal 22, dal 22 aprile al 30 aprile, saremo lì e speriamo di andare avanti in questo torneo prestigioso. Incrociamo le dita. Grazie Luca. Grazie a tutti, arrivederci. A penalty ospitiamo Angelo Barbagallo, dirigente nazionale RIA, nonché dirigente del mondo giovanile calcistico siciliano e non solo. Conosciamo il progetto RIA, un progetto che tende a valorizzare i giovani e anche a valorizzare le metodologie sulle scuole calcio. Con Angelo Barbagallo oggi voglio cercare di capire dove vuole arrivare questo mondo del calcio giovanile, quanto incidono i genitori, ma soprattutto quanto incide la forza di una società che crede nei giovani. Innanzitutto buongiorno a tutti gli amici di Penalty e grazie a te Ettore per l'invito. Allora, hai toccato dei tasti importanti, genitori, calcio giovanile, sono tutti... Ho messo tutto dentro. Hai messo tutto dentro e calza a pennello. Allora, calcio giovanile, partiamo da un presupposto, purtroppo il calcio, lo ammettiamo, è un calcio che comunque è in fase calante, questo è un dato di fatto e vuoi dovuto al discorso strutture, staremo qui a parlarne una vita, ma qui se non interviene giustamente lo Stato, noi addetti ai lavori possiamo fare poco. Calcio giovanile, noi puntiamo molto sui giovani perché comunque quando non ci sono soldi si deve partire dai giovani e perlomeno questo è l'obiettivo principale. Credere nei giovani allo stesso tempo non è da tutti e soprattutto ci vogliono delle società, delle persone che accompagnano i giovani, che li facciano crescere, che credono in loro. Noi, il problema nostro principale è quello che vogliamo tutto e subito.
non sappiamo aspettare. Non si sappiamo arriva da aspettare. nessuna parte con quella fretta. E si tende spesso magari a pagare un calciatore, strapagarlo perché magari ha fatto il professionismo, chissà che, ma in realtà ci può essere un giovane di 18 anni, di 16, di 15, 19 che ti può dare tanto quanto un calciatore importante. Questa lega un po' anche l'immagine RIA, no? Che cerca di dare una metodologia anche nei settori giovanili per costruire comunque una figura di un calciatore moderno, attuale. È chiaro, il discorso RIA che noi abbiamo sposato già da qualche anno, considerando che noi abbiamo iniziato il progetto con il Carpi, sono stato responsabile regionale per la Sicilia della Carpi Academy insieme a Daniele Andreozzi, che saluto, e Francesco D'Afuro, e poi diciamo da lì abbiamo continuato questo percorso anche con RIA Management, cercando di dare, come hai detto tu, delle basi alle scuole calcio, agli istruttori, che possono essere diciamo, utili già alle proprie conoscenze, per far crescere questi bambini, che saranno poi gli uomini di domani. È altrettanto vero che in queste dinamiche purtroppo incidono molto anche i genitori. Tu prima le hai menzionati, noi ne abbiamo a che fare quotidianamente, e purtroppo, per quanto si dica che nel mondo del calcio il problema principale siano i procuratori o pseudotali, Spesso e volentieri invece sono proprio i genitori a creare, non dico dei problemi, ma ad alimentare polemiche, suscettibilità anche da parte possibilmente della stessa società, no? Sì, sì, perché purtroppo molti non capiscono che per noi è un lavoro, e quindi per noi andare al campo, seguire i ragazzi, non è soltanto passatempo o passione. È chiaro che tutto parte dalla passione, se non c'è passione calcio, come qualsiasi sport, non si può fare, però per noi è un vero e proprio lavoro a tempo pieno, perché ci prende tempo, spazio Chiaro, anche a livello chiaro, personale, chiaro. quindi se noi puntiamo su alcuni ragazzi cerchiamo di valorizzarli. Su questo aspetto RIA sta facendo un ottimo lavoro. Considerate che la Cavese è una delle società più virtuose a livello giovanile ed ha sposato il progetto RIA Management, tra le Certo. altre cose. Ma su questo aspetto Beh, ce qui ne a sono Catania una- c'è la realtà, per esempio, appunto del Mascalucia San Pio X, che Una società che sta appunto crescendo cresce molto. e crede nel progetto RIA. E invece Angelo Barbagallo, nel suo progetto personale, che strada pensa di percorrere e soprattutto poi alla fine quali sono i suoi obiettivi? Allora, guarda, io ho iniziato un po' di anni fa con la ROI Italia, tramite Matteo Sassoni, insomma, il presidente della ROI, e da lì, devo essere sincero, è stata tutta un'escalation. Abbiamo fatto un ottimo lavoro poi con il Carpi, siamo state una delle società che ha fatto più affiliazioni in Italia e ha lavorato meglio sui giovani. Poi ho iniziato anche un'avventura con la testata sportiva di tuttocampo.it, in cui sono Sì. diventato responsabile regionale, tra le altre cose. Abbiamo creato un portale calcistico che si chiama Soccer Agency, dove qualsiasi addetto al lavoro può iscriversi, allenatore, Di calciatore, una banca società, dati interessante. tutto gratuito, insomma, a disposizione di addetti ai lavori e quant'altro. Come ti dicevo, l'esperienza col Carpi è stata molto formativa, poi diciamo, il discorso si è chiuso comunque per diciamo, cose che ci stanno nel calcio, perché tutto Beh, ha tutto ha un inizio e tutto ha una fine, anche Però, come in fondo è stato il percorso del Carpi, no? Ecco. Momento di grande coinvolgimento, una Serie A forse più grande di quelli che erano i loro progetti, e poi pian pianino la decadenza. È un po' la storia anche del calcio italiano, no? È chiaro, è Delle chiaro. meteore che riescono a dare il massimo in un determinato momento e poi dopo, insomma, arrancando si va avanti. come hai detto tu, il mio obiettivo personale è quello di migliorarmi ogni giorno, quindi qualsiasi cosa verrà sono qui pronta ad afferrarla, e nel frattempo studio, mi metto d'impegno Certo. e cerco di Cosa che portarmi fanno avanti. pochi dirigenti, soprattutto qui in Sicilia, no? Io credo che essere dirigente non vuol dire soltanto ricoprire un ruolo solamente per nome, ma poi bisogna avere le qualità e le competenze che arrivano soltanto dopo aver studiato carte e non solo. Cioè il comportamento non è soltanto una cosa frivola, e bisogna avere anche comunque qualità nell'apprendere e poi dopo mettere sulla carta le esperienze acquisite. Guarda, mi dai un assist, perché purtroppo, soprattutto in Sicilia, ma in generale in Italia, si tende molto a fare calcio perché si ha lo sponsor o perché si ha l'azienda personale. Questo può andare bene perché serve d'aiuto, è chiaro, alla società, perché si vive anche di sponsor, si vive anche di denaro, è chiaro. Però, come dici tu, ci vogliono le competenze. Le competenze le acquisiamo
studiando, migliorandoci ogni giorno. Non si può diventare mister, direttori, osservatori, Soltanto procuratori. perché magari si è stati giocatori prima, bisogna avere comunque poi appunto... Delle basi che comunque dobbiamo migliorare ogni giorno, quindi non è che perché facciamo quello lo faremo a vita, noi cerchiamo di migliorarci. La famiglia quanto incide nella crescita di un dirigente siciliano come sei tu, giovane, con tanta prospettiva? È chiaro, la famiglia ti deve appoggiare, no? Cioè, questo è fondamentale. Su questo aspetto ho una compagna che da diversi anni mi spinge diciamo, a continuare a fare sempre meglio. La devo ringraziare perché comunque se non fosse stato per lei molto probabilmente non avrei intrapreso questa strada. Che Perché oggi... poi spesso e volentieri tutti dicono sì, ok, faccio il calcio dilettantistico, escludiamo le domeniche che sono già chiaramente puntualmente messe da parte, quindi grande sacrificio. Sì, è chiaro, purtroppo questo è il lato negativo, ma quando si fa una scelta è chiaro che c'è sempre dall'altra parte il contraltare, quindi si sa, per noi sabato e domenica soprattutto sono i giorni più infuocati, l'estate che comunque certo, è un serve periodo anche per fare un po' di scouting. Noi facciamo scouting, ci occupiamo comunque di trasferimenti di calciatori, quindi per noi sono i periodi più critici, intensi. quindi se non si ha qualcuno dietro che ci appoggia. Insomma, amiamo questo calcio dilettantistico, sogniamo giustamente un po' tutti di fare anche il calcio professionistico, però è anche vero che le basi le creano soprattutto questi atteggiamenti che si hanno anche e soprattutto con grandi sacrifici nel calcio dilettantistico. È chiaro, come hai detto tu, tutto parte dal sacrificio, da quello possiamo farci strada tutti quanti, i calciatori perché diventeranno calciatori, i mister perché diventeranno mister, e noi tutti addetti ai lavori per questo, quindi facciamo sacrifici ogni giorno e io sono convinto che alla lunga i sacrifici ripagano. Siamo tutti pienamente convinti, anche noi. Grazie Angelo, allora buon lavoro, buon scouting e soprattutto grandi prospettive anche grazie a Ria. Sicuramente ringraziamo Ria perché diciamo, per me è stato è tuttora una tappa fondamentale del mio percorso e gli devo molto, lo devo dire perché comunque mi è servito tanto per crescere, per entrare in questo mondo, comunque adesso sono diciamo, con i miei piedi, diciamo, mi muovo autonomamente. Con grande umiltà. Sì, con grande umiltà, però Ria sicuramente è stata fondamentale. Grazie ad Angelo Barbagallo, buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Amici, ciao a tutti da Amadeus. Ovviamente tutti noi abbiamo la massima attenzione a qualsiasi notizia che riguardi il coronavirus. Allora è fondamentale osservare insieme alcune semplicissime regole, come quello di lavarsi le mani spesso, non toccarsi mai gli occhi, naso e bocca con le mani. E se dobbiamo starnutire e non abbiamo un fazzoletto monouso, facciamolo sulla piega del gomito. E altre regole molto semplici che trovate sul sito del Ministero della Salute. Aiutiamoci l'un con l'altro. Insieme ce la facciamo. Partiamo dal primo piano su questo libro che, come tutti ben sanno, parla di calcio dilettantistico, ma parla anche di calcio giovanile, ma parla anche della storia del calcio dilettantistico in Sicilia, a Catania in modo particolare, i giovani e il calcio di Salvo Pappalardo. E siccome noi siamo amici di Salvo Pappalardo non potevamo esimerci nell'invitarlo nella nostra rubrica dei profili. Ciao Salvo, ben trovato. Ciao, grazie dell'invito, sempre gentilissimo. Allora Salvo, questo libro è già uscito da parecchi mesi, sta andando fortissimo perché racconta la storia del calcio della nostra bella Sicilia. So che in cantiere c'è un prossimo numero perché poi tu lo hai scandito per anni. Questo Sì. è il periodo? Questo è il periodo dal 60 al 65. Che è un periodo anche importante. Sì, è importante, in cui c'è la nascita proprio Eh. del calcio giovanile, le società storiche, Pollodoro, Massimiliana e via discorrendo, la Bovio, Mitica. Mitica, sono tutte società che nascevano dal nulla, con pochi soldi e molto Con l'entusiasmo. passione, molta passione. Dove i campi erano polverosi ed erano pochissimi. Sì, erano 3 campi solamente. Sono comunali. rimasti polverosi
e pochi. No, peggio ancora perché Fontana Rossa non c'è più. non Appunto, esiste ormai è più. diventato inagibile. Pertanto è un calcio che sulla carta è migliorato, però spesso e volentieri avremmo preferito che in questi 40-50 anni fosse ancora di più migliorato. Beh, devo dirti che ai miei tempi io giocavo con Pietro Anastasi. Lui ha cominciato alla playa come me e la foto del prossimo volume sarà la foto di Anastasi alla playa. Meraviglioso, un omaggio doveroso, per Doveroso, uno che doveroso. è stato sicuramente una leggenda del calcio italiano Sì. e anche indirettamente siciliano. E questa fame di personaggi siciliani un po' in questi ultimi anni l'abbiamo sofferta, no? Cioè, perché dopo Mascara il personaggio siciliano più forte ancora non c'è. Devo dirti la verità, in effetti sì, c'è molte scuole calcio, molti ragazzi che si avviano a questa professione, però la realtà è ben misera. Io non vedo più, non dico un catanese, ma neanche un siciliano che possa emergere nei professionisti. Tutto questo perché magari forse le famose scuole calcio ormai sono scuole business dopo scuola, diciamolo onestamente, pertanto magari trovare l'elemento forte che venga fuori è sempre più difficile. Beh, guarda, devo dirti questo, innanzitutto c'è un fatto tecnico. Noi tutte e due, tutta la nostra generazione, giocavamo campi per 11, tutti campo al 90%, 80 per 90, polverosi, ma sempre campi regolamentari. Qui tutti giocano a campetto piccolo, cioè quando poi vanno, sintetico, quando poi vanno a giocare in campo grande il passaggio di 10 metri diventa 50 metri e via discorrendo. Insomma, capire la tipologia educativa è sempre molto difficile, però è anche vero che il business ormai ha coinvolto soprattutto le scuole calcio, pertanto bisogna stare a queste regole a discapito giustamente degli elementi che poi potrebbero effettivamente venire fuori. Ma è un calcio che può migliorarsi? Bisogna essere fiduciosi anche raccontando il calcio che insomma in questo guarda, libro il mio libro ha esiste. questo scopo pedagogico, cioè conoscere il passato, capire quali erano le difficoltà del passato per poter poi affrontare il futuro con più forza, con più energia, perché se tu soffri prima poi sicuramente avrai il trionfo dopo. E il calcio che verrà nel tuo prossimo libro è un po' più attuale? Sì, il calcio dagli anni dal 66 al 74 è il calcio storico, possiamo dire, in cui Catania, voglio ricordare, che in Italia era la seconda dopo la Lombardia, per numero di iscritti, per numero di società e soprattutto per numero di juniores, allievi e giovanissimi. Cioè la Catania aveva tre squadre di 20 ragazzi, già ne aveva 60 solamente all'inizio. E mi ricordo che riuscire ad entrare a far parte del gruppo insomma, della Catene era praticamente impossibile, perché ogni volta che facevano le selezioni c'erano migliaia e migliaia di ragazzini. Sì, io devo dirti che poi come giornalista sportivo e di calcio giovanile seguivo molto le rappresentative. Già entrare nelle squadre di calcio era difficile e nelle rappresentative era ancora più difficile. Ancora più difficile. C'era una selezione durissima, molti chiamati ma pochi gli eletti. Ma è un calcio giovanile che comunque in prospettiva anche a livello nazionale può cambiare perché si dovrà incominciare a mettere da parte il business? Sì, questo senza dubbio. Io vorrei citare proprio la scuola calcio di Totti, che si trova ad Ostia ed è una scuola calcio aperta a tutti, con 200 iscritti, che lascia lo spazio a tutti, bambini più grandi, e dà la libertà assoluta. Questo secondo me è il punto fondamentale, libertà di giocare a calcio. E il calcio, quello dilettantistico, come lo vive in questo momento il giornalista ex penna del quotidiano La Sicilia, Salvo Pappalardo? Beh, devo dirti che facendo le ricerche sono andato a vedere anche i miei articoli degli Certo. anni 70. Io ho visto Memoria storica. ho visto un Favara-Nissa con 5.000 spettatori paganti, Favara-Nissa, e poi finì malissimo, botte da orbi, carabinieri. Ma quello succede anche adesso, dai. Però era diverso perché c'era quell'entusiasmo del piccolo commerciante e Certo. del contadino che andava allo stadio per vedere la squadra del cuore. Vedo Favara, Nissa, l'Augusta. L'Augusta che è stata insomma Sì, considerevole sì. come bacino anche. Come bacino grandissimo, che era a un punto dal Milazzo, poi vinse il campionato, il Milazzo di Gitto, la sinistra Gitto. Pazzesco. Va bene, Salvo, io mi congedo da te speranzoso che il prossimo numero, che sarà il numero 2,
possa poi far nascere il numero 3, che un po' mi appartiene, no? Perché siamo negli anni 80 e sappiamo benissimo come comunque il calcio giovanile negli anni 80 forse probabilmente ha avuto il suo massimo splendore. Sì, io sono d'accordo con te perché dall'80 all'82, si conclude il libro, io sono stato giornalista al Giornale del Sud, dove avevo piena libertà e avevo, attenzione, avevo 10 collaboratori. Una cosa quasi enorme. Impensabile adesso. Impensabile. Giornale del Sud, sì, di Pippo Fava, grande giornale, Sì. purtroppo estinto, ebbe la possibilità, grazie a me, a Beppe Cantone, Alfio Di Marco e Fabio Tracuzzi, Sì. ebbero l'occasione di pubblicare 4 pagine su 9 colonne. Una Meraviglioso. cosa enorme. Quella che è poi- già una memoria Sì, storica. la memoria storica, nel terzo volume ci sarà una cosa veramente eccezionale. Benissimo. Per cui ci sei anche tu, Sì, selezionato a Paternò, ma non preso. Ma non preso. Allora, nella speranza che arrivi presto, intanto il volume 2, Dando perché il giustamente secondo. c'è tutto un percorso, io Sì. ti auguro le cose più positive con questo libro, che ripeto ancora una volta si intitola I giovani e il calcio, e che questo calcio possa continuare comunque a regalare sempre emozioni, a parte il business. Sì, io sono ovviamente d'accordo perché essendo una lettura pedagogica induce almeno nei ragazzi la capacità di riflettere, di pensare e dire sì, sto facendo scuola calcio, però voglio prima studiare, diplomarmi e lavorare. E in questa era moderna probabilmente il tuo messaggio secondo me diventa fondamentale. Speriamo di sì. Grazie a Salvo Pappalardo. Grazie a voi. Talento, fortuna, esperienza, impegno, costanza, coerenza. Tra genio e follia c'è poca differenza. Hanno lo stesso punto di partenza. Ma se sei solo e ti perdi e non va come vorresti tu, non c'è un navigatore né un tutorial su YouTube. È bello se ti riconoscono, è bello se vai in TV, ma è meno bello quando sei tu che non ti riconosci più. Tutto è più facile visto dagli occhi degli altri, perché quando non sei tu che piangi gli occhi sono meno rossi e meno grandi. Se vinci ti vogliono bene, ti fanno la ola, ti cantano un coro. La vittoria è una cosa di squadra, ma se perdi, perdi da solo. Per ogni ballerina che ha male ai piedi e si medica, per ogni calciatore che risparmia per le scarpe nuove, ogni studente che non mangia si dimentica, un musicista che anche da stanco va in sala prove, per ogni sportivo, artista, regista, scrittore, fotografo, astronauta, cantante o disegnatore. Se ci è riuscito uno, possiamo farlo tutti. Il tuo sudore è la tua occasione, che fai, la butti. Nulla è impossibile se credi in quello che fai. Chi ci crede è, chi è che ha fede è chi riesce a vincere anche senza te. Nulla è impossibile se credi in quello che fai. Chi ci crede è, chi è che ha fede è chi riesce a vincere anche senza te. Quando ero piccolo qualcuno mi ha detto che sono i sogni nel cassetto che ti rendono uomo. Ora che sono cresciuto sospetto che i sogni che avevo sono solo una parte di ciò che sono. Sono i calci che ho preso lungo il cammino, ridere in faccia al destino, incontrarla, sposarla, farci un bambino. Quello che ho dentro non è quello che dico in giro, e non c'è re che non sia stato prima un principino.